Allora, eccoci qua, siamo ritornati. La domanda prima dello spot era questa: di che cosa, visti i dati alla mano, avete paura? E io un po' le giro intanto ai nostri ospiti, poi voglio farla anche invece ai protagonisti. Che cosa c'è il timore, cosa c'è la paura? Vabbè, voi siete padovani perché venite qua vicino e tutto, però di che cosa? Di professionista, quindi. Io ho fatto la sanità. Io parlo dal punto di vista dell'associazione, appunto, l'associazione Vittime di Equitalia. Noi vediamo e siamo sul pezzo tutti i giorni contro Equitalia e percepiamo molto che la gente ha paura dell'Agenzia delle Entrate, di Equitalia, ha paura di quello che è lo Stato e di quello che può rappresentare, ha paura, ma paure concrete, paure serie, paura di perdere parte dello stipendio per tasse non pagate, paura Quindi di persone che non fanno neanche azioni perché hanno paura proprio. Sicuramente. Persone che preferiscono a continuare a indebitarsi chiedendo rate e azioni insostenibili pur di non fare nessun tipo di azione anche contro cartelle che magari possono essere prescritte o avere vizi procedurali, come diceva prima il Presidente Cappelli dell'Agua, tali per cui si può richiedere la decadenza. Paura fiscale, che paure? Veramente la mia preoccupazione come straniero extracomunitario qua a Padova, la prima preoccupazione è che il posto di lavoro, perché con questa crisi qua colpisce soprattutto gli stranieri. Nonostante che già prendo già 250 meno sullo stipendio meno i colleghi italiani. E questo non le fa piacere? Non è Sì, non mi fa piacere perché io già ben 23 anni che contribuisco per l'Italia. Vedendo da Natale una ditta di traslochi in Corso Spagna ha licenziato 41 operai, la maggior parte, se non dico il 90% sono tutti stranieri. Allora, tranne questo, il posto di lavoro, sentendo anch'io che sono straniero non mi sento sicuro, nel senso della sicurezza, perché i bandi qua non vedono nessuno in faccia, non vedono che questo qua è un straniero, un italiano. Quando vanno a rubare anche nelle case degli stranieri. Abbiamo visto, assolutamente. Chi vuole altro rispondere? Prego. Sì, purtroppo ho sentito gli imprenditori stasera e concordo con loro che fare impresa è sempre meno redditizio, ma i ricavi, leggevo, sono 2%, 4%, quindi fare impresa in Italia conviene sempre di meno. E ecco, io sono nei servizi e purtroppo i servizi risentono Ma cosa la spaventa? Adesso dicono che quest'anno ci sarà un più 0,6%, quindi vuol dire che si rimane più o meno in questa condizione. Io spero che ci sia uno scossone forte, come diceva prima il dottor Cappelli, le regioni a cosa servono, le regioni autonome ad esempio. Un sacco di quattrini che vengono... Quindi tagli alla spesa pubblica per potersi riprendere. Sa cosa veramente terribili. No, scusi, non volevo interromperla però, perché stava dicendo delle cose che condivido al 100%. Altro? Però perché non chiudono, non cessano di esistere le regioni autonome, le province, queste cose qua? Perché io che non ho grandissima, dicevo prima, dimestichezza con il termine democratico, io penso che questa nostra democrazia che stiamo vivendo in Italia, ma lo chiedo a chi è democratico proprio per convinzione, ma è vera democrazia o è una sorta di enorme, diffusissimo voto di scambio? Cioè io do qualcosa a te, tu in cambio mi voti e continuiamo a mantenere queste nostre rendite di posizioni. Io ti faccio lavorare te, la tua famiglia, i tuoi amici nella partecipata di turno, perché le partecipate non è pensabile che ci siano migliaia di partecipate nelle regioni bianche, nelle regioni rosse, nelle regioni grigie, ci sono dappertutto. Vuol dire che qualcosa servono queste partecipate. Magari non servono a noi imprenditori nel privato, magari non servono ai lavoratori che non hanno nessun vantaggio da questa cosa, ma a qualcuno servirà, no? Ma com'è pensabile che in Italia nel 1970, prima dell'avvento delle regioni, la spesa pubblica fosse il 26% del prodotto interno lordo? 26% del prodotto interno lordo. E i signori non più giovanissimi, ce n'è qualcuno qui stasera, anche il sindacalista,
Quando mai noi abbiamo portato da casa la carta igienica a scuola elementare? Quando mai ci siamo portati l'inchiostro o la penna da casa? Ce la dava lo Stato e spendeva il 26%. Adesso dobbiamo pagare tutto perché avete sentito di quella ragazza a Palermo che perché non aveva i soldi per andare in quel posto a farsi curare l'ascesso è morta perché non aveva i soldi. Quando mai abbiamo pagato un ticket? Io ho pagato un ticket a 10 anni, mia madre ha pagato un ticket negli anni 60. Adesso la spesa pubblica è il 52% del PIL, sì. È il doppio. È qui il cancro, signori, è qui il tumore dell'Italia. Tutto il resto è aria fritta, potremmo stare qui a parlare per anni, come vuol fare il sindacalista, dovevo parlare, no, lei voleva parlare 2 ore, ma volevo parlare per 2000 ore. Ma il problema è questo, quando la Corte dei Conti, non la Comunità Europea che è arrivata dopo, dice che in Italia sono 60 miliardi di euro all'anno di corruzione. E nessuno fa niente, Avete più sentito il consorzio quelli che Venezia dovrebbero Nuova, fare sono il papà del regista che è mancato l'altro giorno, l'ingegner Mazzacurati? Avete più sentito niente? Avete più sentito niente di quel signore che andava a San Marino a fare le fatture false e poi portava sui milioni di euro ripuliti e li distribuiva a chi? Non si sa più niente, perché tutti sanno forse, perché sa absit in iura verbis, tutti sanno, perché dal mio punto di vista molti mangiano e sapete il Galateo dice che quando si mangia non si può parlare, non si può aprire la bocca, per cui quando tutti si è alla stessa mensa allora si sta zitti, probabilmente non è così, ma lei ha più sentito parlare del problema del consorzio Venezia Nuova, di tutti quelli che erano implicati, dei milioni di euro di tangenti, di cose, l'azienda, come si chiamava l'azienda che faceva tutte le opere pubbliche nel Veneto, che anche questa aveva nessuno, no, da Padovani, nessuno ne parla più. Ma perché nessuno ne parla più? Tosato, mi dia lei una risposta, che lei non è veneto, no? Mi dia lei una risposta perché non se ne parla più. È di quella che ha 1243 appartamenti. Col microfono. Quella lì, ma perché? Ma quella lì l'avevano già, scusi amico del Marocco, quella lì l'avevano già cuccata 10-15 anni fa, non è che sia come si chiamava, quella famiglia romana famosissima, sì. I palazzinari, l'Andrighetti, Andreoli, come cavolo si chiama? Adesso non mi sfugge il nome. Ecco, ma l'avevano già presa, ma nessuno ha fatto nulla. Ma non c'è neanche la certezza della pena, perché funziona purtroppo. Così in Italia, sì. Se tu conosci, l'Italia è il tipico Stato che è forte con i deboli, no? E l'amico contro l'Equitalia lo sa, è debole con i forti, forte con i deboli, debole con i forti. Vedrà, caro presidente dell'AVE, no? Che sembra quasi una preghiera, ma chissà che le porti bene, ecco. Vedrà che questa signora qui non pagherà nulla, mentre i suoi assistiti di Cappelli, anche se hanno 1000 euro, lei ha detto giustamente, si indebitano, perché noi siamo fondamentalmente onesti, perché noi se anche temiamo di avere fatto un minimo errore, vogliamo pagare, no? Sta gente qua se ne frega, perché glielo permettono? Ma perché non si fa un bel taglio ai nostri parlamentari che prendono 17.000 euro? Si devono autotagliare loro al mese, è tutto spesato rispetto a quello il tedesco che è sono loro che dovrebbero tagliarsi. No, ma un parlamentare tedesco prende 12.000 euro, un francese prende 10.000 euro e l'italiano prende 17. Io la vedo assurdo. Non parliamo dei senatori a vita che prendono 70-80.000 euro. Così. Pronto? Chi è in linea? Un parlamentare. Prego? Pronto? Sì, da dove chiama? Chiamo da Fossalunga di Vedelago. Sì, signora, prego. Bel posto. Niente, io ho mio figlio che è da luglio che è a casa e se non fosse stato per il sindacato mio figlio non prenderebbe niente. Solo questo dico. Confortin lo sa. Buonasera. Va bene, grazie signora. Volevo dire una cosa velocissima. Sì, dopo passo la parola dietro. Sì. Non mi ricordo più adesso quello che diceva Cesaro. Dice tante cose. Mi è sfuggito. Ecco, il timore reverenziale che una persona ha verso le istituzioni è uno dei cancri del nostro sistema, perché non hanno fiducia nello Stato, nelle istituzioni. Lo Stato siamo noi, dobbiamo essere noi a tutelare. L'Equitalia, per esempio, mi è ritornato in mente, l'Equitalia per venire incontro dopo le bufere, i suicidi che ci sono stati, ha istituito lo sportello amico.
Ma siete mai andati a chiedere allo sportellamico cosa deve fare con la cartella per scritta? No, guarda. Ti dicono che devi pagare, questo è amico loro, no amico. Io vado via con l'aglio io quando passo davanti, metto l'aglio qua. Devi pagare in amicizia, Amico cosa? Un attimo, Dagli amici mi guardi, com'è quella storia capelli? Dai nemici mi guardi Dio con una roba del genere, non è questa roba. Esatto. Di che cosa ha paura? Allora, premesso che ci sono pochi soldi che girano, per cui le famiglie l'unica cosa che hanno e che possono fare è quello di girare magari per la propria città, in questo caso Padova, avrebbero voglia di girare in tranquillità e non aver paura di girare nella propria città perché c'è paura di girare in questa città. Sicurezza, questa è la sicurezza. Io abito alla Stanga, sapete che sono presidente della Stanga, forse qualcuno lo sa, da 12 anni e nonostante sia stata chiusa Vianelli, noi abbiamo sempre lì un gruppo di 20-30 spacciatori e persistono là e nessuno li caccia via, tranquilli e loro stanno là tutti i giorni, nonostante abbiamo segnalato a tutti, forze dell'ordine, vigili, qualsiasi, e loro continuano a rimanere là. Chiaramente questi fanno tutti i loro business, bottigliate, urinano e la gente deve vivere là, vorrebbe uscire di casa però invece viene limitata nella propria libertà. E non solo in quella zona lì, anche in altre, credo che poi anche il commercio lo sappia bene. Storico, no? penso che ne sappia qualcosa. Sono trasferiti all'Arcella. Trasferiti. Ma è il tuo assessore quello lì, l'hai appoggiato tu le ultime elezioni. Chi è causa del suo mal, ma Proviamo a finire perché qualcun altro che vuole dire qualcosa dei timori, non so che... Sì, mi ricollego un po' ai discorsi che sono stati fatti come libera professionista, nel senso che sicuramente c'è da un lato la preoccupazione dell'instabilità del lavoro, dall'altro per imprenditori o liberi professionisti. Credo che un problema fortemente sentito sia quello del livello di tassazione pressoché insostenibile, i costi del lavoro. Quindi che le tasse continuano ad aumentare. Sì, diventa veramente una difficoltà reale farvi fronte, di qui ovviamente la preoccupazione di quello che comporta Equitalia, quindi cartelle, eventuali azioni esecutive. Credo che questo sia un po' un problema che sente e avverte sia il dipendente che appunto imprenditore, che ancor più professionista che sia. Perfetto. Prima di passare la parola abbiamo un'altra telefonata, pronto? 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 Sì, buonasera, da dove chiama? Da Castelfranco. Sì, dica. Da Castelfranco sì. Parlo. Ho appena acceso il televisore, appunto vedevo che parlavano della signora di tanti appartamenti. Sì, un attimo solo. Sì, parli pure. Parlo pure? Sì. Ma non... No, vada tranquillo, entrava nel microfono, dica. Va bene, allora dicevo che i signori della finanza che hanno fatto fino adesso il suo dovere secondo loro, erano 10 anni che le fornivano queste cose, e però loro con le solite mazzette che prendevano, tutto tacere, è così? Torniamo ai discorsi della corruzione di cui abbiamo parlato anche prima. Io non sono a conoscenza di questo fatto, però comunque rientriamo eventualmente se poi cosa è successo nel discorso della corruzione, che è uno dei nostri mali endemici. Esatto, ma fino a che i capi grossi funzionano in questa maniera, anche la finanza appunto che guarda le robe piccole per i piccoli, e però per i grandi prende la massetta e quindi non funziona più niente. Chiaro, chiarissimo. C'ha ragione anche lei purtroppo, grazie del suo intervento, grazie molte. Rapidissimo, poi andiamo in pubblicità che siamo proprio agli sgoccioli. Io mi riallaccio al discorso di Cesaro degli sprechi, le porto 2 esempi, tanto per non far nomi. Paolo Costa, ex sindaco di Venezia, che ci azzecca quel porto di Venezia? 20 anni fa, all'Enel, altra eccellenza italiana, c'era un certo Chicco Testa che si prendeva 1 miliardo era in lire ancora, 1 miliardo e 300 milioni l'anno. Questi sono 2 esempi, ma guardi, sono migliaia di questi posti. Non so, purtroppo. Le Finmeccanica. Sì, ne abbiamo delle teniamo liste, lo faremo. Migliaia di gente che ci costa delle lire folli. Ammazziamoli. Certo. No, in senso... No. Assolutamente. In senso politico diceva sì, certo, no, certo. è giusto, no, poi, ovvio. in senso metaforico, esatto, ovviamente. Andiamo subito in senso per carità. Eliminiamo i posti di lavoro, eliminiamo quei posti fasulli di lavoro. Assolutamente. Pubblicità, poi torniamo insieme per l'ultimo giro. Insomma, a fare il modello.